Pronti? 1, 2, 3. Buono, questa volta il segnale. Vediamo la Coffee Mail che va 4, a condurre Jet, la rottura per Sympathy Trio per Cicerone Jet. In seconda posizione dovrebbe essere Zuvettici CSM. I due di testa hanno preso un bel margine di vantaggio dopo 200 metri di gara. Vediamo ora il passaggio davanti alle tribune con leader Coffee Mail nei confronti di Zuvettici CSM. In terza posizione c'è Uragano Nero che cerca di recuperare metri persi in partenza. Più indietro in quarta Cedro Bro precede Sympathy Trio, mentre lontani sono Cefalo Jet e soprattutto Cicerone Jet, che aveva chiuso favorito ed è fuori corsa. Completamento dei primi 600 metri che se ne vanno in 47,5. Tutti in fila indiana i 5 superstiti che ora si sono riavvicinati e completano gli 800 iniziali in un ufficioso 1, 3 e 1. Cavalli che stanno per completare il chilometro iniziale. Accenna a muovere dalla terza posizione Uragano Nero. Coffee Mail in vantaggio su Zuvettici CSM. Chilometro in 1:19,5. E siamo al secondo passaggio davanti alle tribune. Uragano Nero questa volta muove con maggior decisione. Va all'esterno a un giro dal traguardo. Copre Zuvettici CSM e avvicina Coffee Mail. Cerca di restare a contatto anche Cedro Bro. Intanto 600 al palo con andatura che è sensibilmente aumentata. A poco più di 500 dalla conclusione. In vantaggio Coffee Mail, ci prova Uragano Nero, lungo la corda Zuvetti segue. Più indietro gli altri a 400 dalla conclusione. Il parziale ora in 14,3. Decisamente aumentato il ritmo di gara con un 29,4 per il quarto ultimo. E siamo ora al completamento della curva conclusiva. Ingresso in retta d'arrivo, Coffee Mail in vantaggio, seguito da Zuvettici CSM. Uragano Nero che ha perso un po' di mordente, Coffee Mail in vantaggio, ci prova Zuvettici CSM, Coffee Mail però si difende. Finale con Coffee Mail che vince, secondo posto per Zuvettici CSM, al terzo Uragano Nero. 1:17,6 il ragguaglio conclusivo, 31 ancora a chiudere. Coffee Mail vince in percorso di testa sul doppio chilometro, corsa con i nastri alla pari. Coffee Mail e Maurizio Cheli in salchi e al training per la scuderia Taormina Forever. Andiamo a rivedere Coffee Mail. Chiude la serata di Ferragosto al Savio. L'appuntamento con le corse è per venerdì prossimo 18 agosto.